torna a trovarci e non riesco a farmene una ragione il nostro consulente finanziario Meris Jacopone. Ora io non capisco come abbia potuto riscuotere così tanto successo, ma se piace al pubblico è giusto anche che ritorni. Perché Meris sa parlare alla gente, sa dare consigli di economia in maniera semplice e chiara, quindi grazie e bentornato Meris. Bentornato. Ciao ragazzi, ciao amiche e amici di Radio Bella e Monella. Come dico sempre, i tuoi soldi con Jacopone sono in mani buone. Lo slogan di Meris Jacopone. È il mio slogan, ragazzi. Andiamo a bomba subito sui consigli pratici. Puoi darcene uno pratico almeno questa settimana su ad esempio come un altro, l'unico probabilmente, su come investire i nostri soldi, tipo meglio investire o meglio tenerseli, come si diceva una volta, nascosti sotto il materasso? Bravo, Gaetano, che domande mi fai, Gaetano? Mi deludi? I soldi vanno investiti, Gaetano. Bene. In momenti come questi, con un'inflazione alle stelle, i soldi vanno investiti. Ragazzi, l'inflazione sta galoppando. Io l'altro giorno ho fatto una passeggiata a cavallo, mi ha superato l'inflazione. Stiamo attenti, ragazzi. Quindi il consiglio è non tenerli sotto il materasso. Ma non tenerli anche perché sti soldi sotto il materasso da dove arrivano? Bravo. Che provenienza hanno? È meglio tutto digitale, tutto tracciato. Giusto. Stiamo attenti, ragazzi. L'agenzia delle entrate ha fatto fare i materassi in memory. No! Anche se te nascondi denaro sotto il materasso, il materasso si ricorda tutto. Prestiamo attenzione, tuteliamoci. Che consigli utili ci dà Meris. Ma che consigli utili? Questo è uno che parla, non dice granché. Bravo, poi, Gaetano, scusami, bravo, curiosità. È già la seconda volta che vieni qui in trasmissione con lo zaino addosso. Ma cosa ti serve zaino? Devo partire, sono in partenza per l'estero, Gaetano. Cioè stai scappando? Questo mi stai dicendo? Sto andando incontro ai miei clienti, Gaetano. Ok. Ho un vecchio cliente che si è trasferito in Brasile, mi ha chiesto consigli economici, mi ha detto di andarlo a trovare perché mi deve proporre un grosso affare. Cioè, capito? Ha clienti internazionali. Come l'hai conosciuto questo in Brasile? Beh, questo è un mio cliente italiano che si è trasferito in Brasile per amore. Lui è uno che viaggia, ha sempre viaggiato tanto, ma poi si è trasferito proprio là in Brasile perché ha trovato moglie. Che bello, che Pensate bello. che in un colpo solo mi ha detto di aver trovato la donna dei suoi sogni e il suo migliore amico. No, io non andrei oltre, non voglio indagare. Perché gli ha detto di andarlo a trovare perché gli deve proporre un grosso affare. Dici Pippo che devo stare attento. Stai attento, Meris. E allora prestiamo attenzione e tuteliamoci. Tuteliamoci. Grazie a Meris Jacopone. Grazie.